Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi faremo il casatiello dolce napoletano, che in altre regioni d'Italia chiamano anche la pigna di Pasqua. Ovviamente andiamo a impastare a mano prima il lievitino con la farina, mettiamo sul tavolo, andiamo a prendere il lievito, lo sciogliamo in acqua, andiamo a mettere il lievito sciolto nell'acqua in mezzo alla farina, passiamo il tutto. Formato questo panetto, diamo un po' di forza al panetto in questo modo, lo rotoliamo, facciamo una croce, lo andiamo a mettere in questo recipiente e lo copriamo con pellicola. È vero che andiamo a impastare a mano molto semplicemente il casatiello dolce, però mi raccomando, almeno le lievitazioni le facciamo fare per bene, in modo tale da avere un prodotto ben lievitato, e usiamo sempre una farina Manitoba con almeno 13 grammi di proteine. Dopo circa 15-20 minuti il nostro lievitino è pronto, si è messo in un ambiente almeno 26 gradi. Guardate che spettacolo lievitato. Andiamo a mettere la farina sempre al centro. I pezzetti di burro a temperatura ambiente, non deve essere molto freddo, guardate, è ben morbido. Inseriamo lo zucchero. Come aroma abbiamo messo limone e arancio grattugiato, un pizzico di vaniglia. Impastiamo questi ingredienti. Ovviamente questa operazione si può fare anche in planetaria. Inseriamo le uova, a questo punto, in questa fase, inseriamo il lievito, guardate che spettacolo, a pezzetti, e lo impastiamo in questo modo. Incorporiamo il latte e mettiamo la farina. Raggruppiamo sempre il tutto e continuiamo ad incorporare tutta la farina. In questa fase possiamo inserire il sale, in questa fase di impasto lavoriamo in questo modo, in modo tale da raffinare tutti gli ingredienti che possono rimanere più grezzi. A questo punto raggruppiamo tutto l'impasto in questo modo e lo facciamo riposare per almeno 5 minuti. Dopo giusto 5 minuti vedete che l'impasto già inizia ad essere più asciutto. Andiamo a lavorare in questo modo. Vediamo che dopo un po' di tempo l'impasto è abbastanza asciutto e omogeneo. Mettiamo in un recipiente che ha almeno il doppio del suo volume e lo copriamo con pellicola trasparente. Durante la lavorazione del casatiello dolce non usiamo altra farina per far asciugare l'impasto, ma aspettiamo il tempo giusto che l'impasto sia asciutto, magari più di 5-10 minuti come ho indicato io, se ci vogliono anche 15 minuti. Mi raccomando, mettete a lievitare l'impasto sempre in un ambiente caldo finché non raddoppia o triplica addirittura il suo volume. Come vedete il nostro impasto è lievitato, è triplicato di volume. Mi raccomando, se non triplica di volume, aspettiamo, non c'è un tempo di lievitazione, ma dipende tutto dalla gradazione. Magari mettiamo un forno a 30 gradi, poi lo spegniamo, anche se ci mette 12 ore, ma aspettiamo il triplicare del suo volume. Mettiamo tutto l'impasto
Guardate che bello, lo stendiamo vediamo che si stende molto facilmente. Se vediamo i pezzettini gialli che c'erano di farina, ovviamente che sia sotto al contenitore, mettiamo gocce di cioccolato. Praticamente nel casatiello dolce possiamo mettere qualsiasi cosa al nostro piacimento. Io preferisco mettere le gocce di cioccolato. Andiamo ad arrotolare in questo modo. Magari ci aiutiamo con un po' di farina, anche se l'impasto è molto solido. Andiamo a imburrare uno stampo per casatiello e mettiamo nello stampo. Diamo una pressione in superficie. Mettiamo a lievitare il nostro casatiello finché non raggiunge l'orlo dello stampo. Arrivato all'orlo dello stampo, andiamo a infornare centro basso del forno, modalità statico per i primi 5-10 minuti, poi dopo passiamo a modalità ventilato per tutti i 30 minuti. 30 minuti di cottura, il nostro casatiello è pronto e lo facciamo raffreddare almeno 2 ore prima di mettere la glassa. Andiamo a preparare la glassa per il casatiello. Mettiamo l'acqua nello zucchero a velo, una semplice glassa all'acqua, niente di particolare. Giriamo il tutto. Assorbita tutta l'acqua, la nostra glassa, vedete, è fluida ed è pronta per essere messa sul dolce. Al totale raffreddamento giriamo il casatiello. Io con un pezzo di foglio di carta da forno vado a fare o coppetiello, come diciamo a Napoli, in questo modo, il classico coppetiello, e inserisco la glassa all'interno. Vado a tagliare in questo modo e vado a colare in questo modo mettiamo anche centralmente, riempiamo in questo modo. All'esterno ci sono molte persone che mettono i confettini, noi mettiamo anche un po' di scagliette di cioccolato. Andiamo ad assaggiare una bellissima fetta. Morbidissimo. Profumatissimo. Ragazzi, vi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Simone Esposito Pasticcere, sul mio canale YouTube Simone Esposito Pasticcere e su Instagram. Seguitevi anche su TikTok. Un bacio a tutti, alla prossima!